Allora iniziamo. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Inaugurando un filone che durante la mia presidenza ho ritenuto di attuare, ci occupiamo di un argomento di strettissima attualità. Abbiamo visto che il tentativo fatto qualche mese fa di parlare dei referendum sulla giustizia, che avevano così dei quesiti molto tecnici e anche abbastanza oscuri, ha avuto un grandissimo successo, nel senso che l'Ateneo ha fatto, come fa molto spesso, un'opera di divulgazione fatta da persone molto competenti, perché come ho detto all'inaugurazione dell'anno accademico, la divulgazione è un affare serio, deve essere fatta da persone molto competenti e che abbiano una capacità comunicativa. E allora, visto il successo di quell'iniziativa sul referendum, abbiamo deciso di parlare di un argomento di strettissima attualità, e cioè il 41 bis, che è 41 bis dell'ordinamento penitenziario, e del quale si discute molto e forse dando delle informazioni non sempre corrette, non sempre imparziali, o a volte proprio non dando delle informazioni, cioè non facendo capire esattamente di che cosa si parla. Tant'è che il nostro titolo, un po' provocatoriamente, è 41 bis, di che cosa parliamo? E quindi cercheremo di capire di che cosa si tratta innanzitutto, e poi si faranno anche delle valutazioni, ma il nostro auspicio sarebbe che voi, uscendo da questa stanza, aveste capito di che cosa stiamo parlando, quali sono le implicazioni varie, a seconda delle varie, delle varie posizioni che si hanno su questa questione, per poi farvi una vostra idea, ma su dati corretti. Per questo ho scelto, siccome dicevo che la divulgazione è una cosa molto seria, è un affare molto serio, ho scelto due persone molto competenti. Qui presente c'è l'avvocato Zancani, che probabilmente conoscete, vicepresidente della Camera Penale e anche nostro socio. Il dottor Fabio Gianfilippi, che è un magistrato di sorveglianza, e poi lui ci spiegherà che cos'è un magistrato di sorveglianza, un magistrato particolare, che è persona estremamente competente su questa materia, ma oltretutto è un magistrato che si occupa di alcuni detenuti che sono sottoposti, che i detenuti sottoposti al 41 bis non ci sono in qualunque carcere, ci sono in alcuni carceri d'Italia. Il dottor Gianfilippi a Spoleto, infatti è per questa ragione, perché Spoleto-Venezia non è una linea facilmente praticabile, che ci parla da remoto. E l'altra persona collegata da remoto ha questa forma di detenzione particolarmente rigorosa, perché vorrei ricordare, e inizierei col dottor Gianfilippi, al quale chiederei: vuoi spiegarci che cos'è il 41 bis dell'ordinamento penitenziario? Buonasera a tutte e a tutti, e grazie ovviamente agli organizzatori, alla Presidente. Saluto l'avvocato Zancani, e mi dispiace molto di aver cominciato con il piede proprio sbagliato, con un audio che non funziona rispetto a un tema e è un argomento del quale quel che conta è soprattutto la voce. Dal video non avete molto da guadagnare da questo collegamento spoletino. Vi ringrazio molto di questo invito e mi spiace molto non essere lì con voi nella vostra peraltro splendida sede
ma gli impegni di questa settimana rendevano impossibile una trasferta che sarebbe stata molto gradita. Non spreco ulteriore tempo, visto che già ve ne ho fatto perdere un po'. Il 41 bis, diceva prima presentandomi la Presidente che come dire, mi occupo di magistratura di sorveglianza da molto tempo, in effetti da 16 anni sono magistrato di sorveglianza. Verrò subito a parlarvi del 41 bis, ma è forse giusto spendere almeno 2 parole su questa funzione. I magistrati di sorveglianza sono pochissimi nel territorio nazionale, sono poco più di 200. Poco noti, forse un po' di più in alcuni momenti, di solito quelli più critici per alcune delle vicende che riguardano l'esecuzione penale, per il resto diciamo svolgono un lavoro che è abbastanza nell'ombra, ma dal mio punto di vista, ora che ne conosco le funzioni, è decisivo per rendere come dire, per portare a compimento quel lungo complesso percorso che è il processo penale. Ecco, questi poco più di 200 giudici si occupano infatti dell'esecuzione delle condanne che emettono quasi 5.000 giudici che si occupano invece della cognizione penale. Di cosa si occupano? Essenzialmente dell'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, in particolare dell'articolo 27,3, pensate, una giurisdizione che si occupa dell'applicazione di un solo comma quasi di questo articolo 27, però così importante, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo. Quella prima parte, il fatto che le pene non possano mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, apre ad un primo campo di interventi molto importante, che è quello della tutela dei diritti delle persone che sono in carcere, che sono in esecuzione di una pena, e che prevede una presenza importante della magistratura di sorveglianza negli istituti penitenziari per la verifica delle condizioni di detenzione, e la seconda, quella attenzione alla rieducazione che nel nostro ordinamento devono avere tutte le pene, alla rieducazione del reo, invece apre alla seconda grande sfera di interesse, di lavoro della magistratura di sorveglianza, che è appunto quello delle misure alternative alla detenzione, della costruzione di percorsi che consentono alle persone in esecuzione penale di fare rientro progressivamente in società attraverso delle misure che una dottrina autorevole ha descritto come di convalescenza sociale. Queste sono le misure alternative, la possibilità di rientrare attraverso però un sistema di controlli nel contesto sociale, che è quello cui tendono tutte le pene. Non è un caso che si parli di pene al plurale già nella Costituzione, quindi non solo il carcere è la pena a cui pensa la Costituzione, ma anche cose diverse dal carcere, anche se spesso nell'opinione pubblica si dimentica questa pluralità che è pensata dal legislatore, ma è molto significativo quello che come dire, i padri costituenti dicevano, le pene, la rieducazione del reo, sempre al singolo, al reo, nella dimensione singolare fa riferimento il costituente, facevano riferimento i costituenti. Questo significa costruire dei percorsi il più possibile individualizzati. Non si ragiona mai nell'esecuzione penale per categorie, anche fossero per categorie di reato, si cerca invece di costruire percorsi che riguardano i singoli, le singole persone condannate. Per ognuno ci dovrebbe essere un percorso il più possibile specifico, il più possibile individualizzato. Date solo queste brevissime premesse sul ruolo del magistrato di sorveglianza, che cos'è il 41 bis? Intanto, come comprendete bene, si tratta di una disposizione della legge penitenziaria che ha però una sua notorietà che va ben al di là delle altre disposizioni della legge penitenziaria, e questo non solamente nella opinione pubblica, ma tra gli stessi
addetti ai lavori. Chi conosce cosa c'è nell'articolo 41 e nell'articolo 42 della legge penitenziaria? Ma tutti credono di avere un'idea, o molti credono di avere un'idea di che cosa ci sia in questo articolo 41 bis. In realtà ci sono delle disposizioni molto importanti in quei due articoli, quello che precede e quello che segue. Il 41 è fondamentale perché si occupa dei limiti all'uso della forza nel contesto penitenziario, che è un tema enorme, di straordinaria attualità anch'esso. L'articolo 42 parla dei trasferimenti delle persone detenute, che significano anche quel diritto che dovrebbe essere proprio di tutte le persone detenute di essere ristrette nel carcere il più prossimo possibile al luogo nel quale si ha il proprio centro di riferimento affettivo, familiare, sociale. Molte volte, troppe volte, questo è un diritto che non riesce a trovare una effettiva concretizzazione perché spesso anche solo le condizioni di sovraffollamento lo impediscono. Il 41 bis. Il 41 bis, come noi lo conosciamo, viene inserito nella legge penitenziaria come commi 2 seguenti, come in una seconda, diciamo, delle parti successive di un 41 bis, oggi comma 1, che era stato introdotto nella legge penitenziaria nel 1986. La legge penitenziaria del 75, nell'86 viene introdotto un 41 bis, comma 1, che riguarda le situazioni di emergenza penitenziaria che possano accadere nel nostro sistema. Considerate che in quegli anni spesso purtroppo erano avvenute rivolte all'interno degli istituti penitenziari. Ecco, quel 41 bis, oggi comma 1, prevedeva la possibilità che il Ministro della Giustizia sospendesse le attività che normalmente si svolgono in un carcere per il tempo necessario alla risoluzione di momenti di rivolta all'interno degli istituti penitenziari. Si parlava quindi di una pericolosità, noi diremmo penitenziaria, cioè proprio di gestione delle persone recluse. Quando nel 1992 siamo nel pieno purtroppo della più drammatica emergenza mafiosa, le stragi che insanguinano la Sicilia e il nostro paese, non solo la Sicilia peraltro in quegli anni, si decide di intervenire con un doppio versante di interventi. Quello di cui ci occupiamo questo pomeriggio è proprio l'inserimento di una disciplina emergenziale che oggi è conosciuta appunto con questo nome di 41 bis, che è descritta nei commi 2 seguenti di quella norma penitenziaria. Cioè si prevede di intervenire con delle limitazioni del trattamento penitenziario, dicono i tecnici, con una brutta parola, il trattamento dà sempre l'impressione di qualcosa di medico, invece si tratta della quotidianità, delle regole della quotidianità penitenziaria delle persone detenute, limitandolo in relazione non più a delle esigenze di sicurezza interna, quindi a una pericolosità penitenziaria della persona detenuta, ma invece ad una esigenza di pericolosità sociale, con l'obiettivo di recidere o di rendere particolarmente difficile che una persona ristretta in carcere possa continuare, in ragione del suo carisma criminale, a mantenere dei collegamenti con i gruppi criminali organizzati che sono sul territorio. Viene quindi dall'inizio, siamo ripeto nel 92, proprio tra il giugno e il luglio, quindi drammaticamente a cavallo tra la strage che insanguina la Sicilia con la morte del giudice Falcone della scorta e quella che riguarda il giudice Borsellino. In quella stagione si interviene con una prima applicazione del 41 bis ad una grande quantità di condannati per delitti di mafia, e questo è l'iniziale, diciamo, obiettivo che si persegue, quello di dare un segnale di irrigidimento del trattamento penitenziario, ma volto con uno specifico obiettivo, che è quello appunto di recidere i collegamenti tra l'interno e l'esterno degli istituti penitenziari. D'altra parte, purtroppo, diciamo, l'esperienza che si era fatta in epoche precedenti aveva dimostrato come in un regime ordinario
di trattamento, i momenti di contatto tra interno ed esterno, che sono, come dire, il sale, il cuore della vita dell'istituto penitenziario, che non è una bolla, non è isolata, ma invece è permeabile rispetto all'esterno, e io dico fortunatamente, quando non vi sono delle esigenze di sicurezza che rendono invece necessario impedirlo, non farlo. Ecco, proprio in quella stagione precedente si era visto come i condannati per reati di mafia riuscissero a continuare ad amministrare persino i propri affari dall'interno degli istituti penitenziari. Si rendeva necessario quindi un intervento. Per la verità, l'intervento iniziale che si fa con questa limitazione al trattamento, con una serie di regole che vengono compresse, tra poco vedremo quali in particolare vengono limitate, era fatta in un modo molto diverso da come oggi funziona il 41 bis. Furono fatti una serie di decreti stampone, tutti uguali per una serie, forse si arrivò, se non sbaglio, a 400 detenuti, che si videro da una notte al giorno dopo applicato il regime differenziato, con una serie di trasferimenti verso istituti penitenziari insulari, all'Asinara, Pianosa, istituti poi drammaticamente diventati celebri o famigerati per le condizioni detentive che quei detenuti dovettero subire in quei primi trasferimenti, e venne applicato non in modo individualizzato, ma appunto a tutti coloro che avessero un certo titolo di reato e che si voleva separare dalle organizzazioni criminali di riferimento. Ecco, l'Italia è stata persino condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso La Vita contro Italia, per i maltrattamenti che si dimostrò avessero subito alcuni detenuti. La Vita era uno dei ricorrenti proprio nel carcere di Asinara in quella circostanza. Poi però cosa accade? Accade che questa norma, che era nata come una norma emergenziale che doveva rispondere ad una finalità di contenimento di una situazione appunto che era drammaticamente emergenziale, come vi dicevo, tra le stragi del maggio e del luglio del 1992, e in qualche modo resta ferma nel nostro ordinamento, ma immediatamente l'istituto viene investito da una serie di questioni di costituzionalità piuttosto serrata, che consente alla Corte Costituzionale di salvare l'istituto del 41 bis, ma di mettere a punto una serie di elementi fondamentali. E allora, senza che qui vi stia a tediare con un elenco di sentenze, vi dico però quali sono i paletti che la Corte Costituzionale mette rispetto al 41 bis, che ritiene da subito uno strumento fondamentale di contrasto ai fenomeni criminali mafiosi. Questo la Corte lo riconosce da subito. Però dice, siccome si tratta di una limitazione alla quotidianità penitenziaria, tra poco vedremo di che tipo, molto, molto importante, molto severa, non è possibile che non ci sia un controllo da parte della giurisdizione, quindi da parte di un giudice, circa la decisione che viene assunta, lo dicevamo, l'abbiamo visto anche prima, dal ministro della giustizia, anche sentito, dice la norma, il ministro degli interni. Allora la Corte Costituzionale precisa che il decreto ministeriale deve essere sottoponibile ad un vaglio di legittimità operato da un giudice, che in particolare viene riconosciuto nel Tribunale di sorveglianza. Poi che questa misura deve essere presa soltanto per un tempo limitato, non può essere, non può accompagnare l'intera esecuzione penale, ma deve essere presa per un tempo limitato. Di lì deriva che ci sia un termine entro il quale il decreto ministeriale perde la sua efficacia e può essere eventualmente prorogato. Ancora, dice la Corte, questa proroga deve essere autonomamente, nuovamente motivata, non può essere una mera ripetizione del provvedimento con il quale il regime è stato inizialmente imposto. E poi ancora, non può incidere il 41 bis sulle, su ciò che riguarda la durata della pena e la qualità della pena, può solo incidere sulla quotidianità penitenziaria della persona a cui venga imposto. Su questi paletti il legislatore si muove
quando in seguito decide che il regime deve rimanere stabilmente nel nostro ordinamento. Ci sono varie leggi che lo impongono, nel 2002, poi nel 2009, nel 2009 c'è uno dei tanti pacchetti che portano il nome di pacchetti sicurezza, è come non chiamarli perché si chiamano tutti allo stesso modo, ma che va ad incidere in modo abbastanza importante sul 41 bis e prevede una elencazione di regole della vita penitenziaria che per la persona detenuta ristretta in 41 bis devono trovare una compressione. Quali sono? Così cerchiamo di capire in che cosa consiste la quotidianità penitenziaria di una persona sottoposta al 41 bis. Innanzitutto dice la legge, adesso il 41 bis, nel momento in cui il Ministro della Giustizia lo dispone, dura non oltre 4 anni la prima volta, non oltre 2 anni le proroghe. La dottrina ha studiato, ha visto come in realtà nel momento in cui si entra al 41 bis non è facile uscirne, cioè c'è una tendenza diciamo ad una proroga che dura per molti anni. Io stesso ho personalmente diciamo nella mia giurisdizione, io mi occupo di 2 istituti penitenziari, in particolare di quello di Terni, che ha una sezione di una trentina di detenuti, ce ne sono alcuni che sono in 41 bis da 30 anni, dal momento della sua introduzione. Quindi diciamo è previsto che ci sia una rivalutazione, ma in alcuni casi questa rivalutazione conduce a delle proroghe. E l'assunzione diciamo, e le proroghe vengono emesse sulla base di una serie di documenti che provengono dalle forze dell'ordine del territorio e da informative delle procure, della Procura Nazionale Antimafia e delle procure distrettuali antimafia. Viene disposto il 41 nei confronti dei condannati, ma anche, e questo non è un punto di poca frizione diciamo con il nostro sistema di regole generale, anche nei confronti dei soggetti imputati per quei reati. Per questo si parla in termini tecnici, ma non mi dilungo su questo profilo, di una misura di prevenzione atipica che ha le caratteristiche appunto della prevenzione, perché è volta ad evitare che avvengano degli ulteriori reati, ma nello stesso tempo atipica proprio perché è anche riferita, da un lato perché non assunta da un giudice ma appunto dal Ministro della Giustizia e dall'altro perché appunto riferita peraltro a soggetti anche imputati. Che cosa accade al detenuto in 41 bis? Che abbia una serie di limitazioni, non oltre un colloquio al mese con i propri familiari di una durata non superiore ad un'ora che viene realizzata all'interno di stanze che sono dotate di un vetro a tutta altezza che impedisce il passaggio evidentemente di comunicazioni che potrebbero essere pericolose, ma che nello stesso tempo, è inevitabile dirlo, impedisce ogni contatto fisico tra la persona e i propri familiari. Una deroga che peraltro diciamo, nasce da una circolare dell'amministrazione e non è stabilissima dal punto di vista della normativa, prevede che sia consentito al genitore di figli minori di 12 anni o al nonno diciamo, di nipoti minori di 12 anni di poter abbracciare il proprio figlio o il proprio nipote, che viene quindi passato dall'altra parte del vetro, ma sempre senza che però possa esserci un contatto con gli altri familiari adulti, il che vi assicuro è sempre un momento piuttosto drammatico, perché è molto difficile che questi bambini abbiano diciamo, la forza anche di passare. Recalcati diciamo, si interrogherebbe sul significato anche simbolico di questo passaggio dalla parte del padre o della madre, a seconda di chi sia il regime di 41 bis, che prevede di separarsi dall'altro genitore. Certamente chiediamo molto a questi minori, ma si tratta di un'esigenza molto importante, quella di evitare che dei messaggi possano essere scritti anche su foglietti di carta o altro che potrebbero essere passati se non ci fosse il vetro a tutta altezza. Nelle ipotesi, nei mesi nei quali non si svolge il colloquio visivo di un'ora, il detenuto ha diritto a una telefonata che non può superare i 10 minuti. Quindi anche qui molto serio. C'è una censura di tutta la corrispondenza in partenza e in arrivo alla persona detenuta, tranne quella con i propri difensori, con le autorità giudiziarie. C'è una limitazione della socialità, per cui il detenuto rimane nella sua camera per 22 ore al giorno,
può uscire soltanto per 2 ore al giorno per quello che si chiama il locale passeggio, cioè si tratta di un luogo dove si permane all'aria aperta, ma soltanto in compagnia di non più di 3 altre persone che sono scelte tra altri assoggettati al regime di 41 bis, ma appartenenti ad aree geografiche diverse o a gruppi comunque organizzati diversi, di modo che non vi siano cointeressenze o al contrario invece dei momenti di eventuale conflittualità. Una socialità molto limitata, una sola ora aggiuntiva si può trascorrere all'interno di una saletta socialità che purtroppo nella mia esperienza è una saletta diversa da quella dove si dorme, ma che non è certamente attrezzata con qualche cosa di particolarmente significativo. Minori limitazioni, ma non meno significative, poi nella vita quotidiana ci sono sulle somme, su quello che si può ricevere dai familiari, quindi un certo numero di pacchi di vestiario al mese che è più ridotto, e c'è poi una disposizione, una clausola quasi in bianco che ha l'amministrazione, che prevede la possibilità di ulteriori limitazioni nelle ipotesi in cui sia palesi la necessità di realizzarle, sempre però con la finalità di impedire i rapporti tra l'interno e l'esterno del carcere, tra i soggetti al 41 bis, di solito personaggi con ruolo apicale all'interno di gruppi criminali organizzati, e l'esterno. Vi dicevo prima che la Corte Costituzionale non ha inciso considerando il 41 bis incostituzionale. Dopo il 2009 però erano state aggiunte una serie di limitazioni che si voleva avessero un significato di ulteriore deterrente, per così dire, e che sono state in realtà cassate, anzi sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale, perché la Consulta ha verificato che non rispondessero a quell'obiettivo di recisione del vincolo tra l'interno e l'esterno che era parte dell'obiettivo proprio originale del 41 bis. Quindi, per esempio, nel 2009 era stato previsto che i detenuti in 41 bis non potessero cucinare cibi, cosa che invece è consentita agli altri detenuti non in 41 bis. Ecco, la Corte Costituzionale ha detto: questa è una limitazione che non è conferente agli scopi della norma e per questo motivo non è compatibile con il quadro costituzionale, perché appunto questa limitazione finisce per essere una mera vessazione che non è utile ai fini di sicurezza, è una limitazione che deve essere eliminata. Gli ultimi 2 minuti, perché questo voleva essere solo un intervento introduttivo, invece temo che altrimenti mi sto dilungando, vi volevo dedicare a questo controllo giurisdizionale. Abbiamo detto come la disposizione intanto è costituzionale in quanto la volontà del ministro di imporre il 41 bis sia suscettibile di un vaglio di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria. Nella legge del 2009 fu fatta una scelta sulla quale la dottrina ha espresso molte critiche, per le quali la competenza a valutare della legittimità dei decreti del 41 bis è stata tutta concentrata al Tribunale di sorveglianza di Roma. Quindi il Tribunale di sorveglianza competente a valutare la legittimità dei decreti ministeriali è il solo Tribunale di sorveglianza di Roma, che verifica appunto con quali motivazioni il ministro ha realizzato la sua decisione. È rimasta però una competenza molto significativa ai magistrati di sorveglianza dei territori, perché la persona in 41 bis non è un detenuto che esca, rispetto al quale solo l'imposizione del 41 bis lo differenzia, ma per il resto è un detenuto, una persona detenuta come tutte le altre, con i suoi diritti. Molti anni fa, già nel 2010, la Corte Costituzionale lo ricordò: resta ferma la competenza della magistratura di sorveglianza a vagliare i reclami che le persone detenute anche in quel regime le propongano a tutela dei propri diritti. Ricordate che all'inizio vi dicevo, questo è uno dei compiti della magistratura di sorveglianza diffusa sul territorio, e non può che essere quella diffusa sul territorio, perché per tutelare i diritti bisogna andare a vedere le condizioni nelle quali le persone
vivono. Quindi è necessario che ci sia un giudice di prossimità che si occupi di fare queste verifiche. Ed allora è la magistratura di sorveglianza sul territorio che va a verificare come venga applicato il 41 bis ed anche ha un vaglio su quelle limitazioni ulteriori non espressamente indicate dalla legge che sono rimesse alla valutazione dell'amministrazione penitenziaria e può considerarle legittime oppure illegittime all'esito di un vaglio che volta a volta gli è chiesto. Nella mia esperienza è capitato più volte che alcune disposizioni che l'amministrazione aveva assunto siano state valutate dalla magistratura di sorveglianza inconferenti, proprio perché prive di quella finalità di recisione dei vincoli tra l'interno e l'esterno, che sono gli unici che stanno dietro alle previsioni del 41 bis. Ve ne faccio un esempio. Dopo che la Corte Costituzionale dichiarò che anche i detenuti in 41 bis potevano cucinarsi quel semplice cibo che è possibile acquistare all'interno dell'istituto penitenziario, stiamo parlando di cose molto davvero minimali, venne stilata dall'amministrazione penitenziaria un elenco di cibi che potevano essere acquistati e che era differente per i detenuti in 41 bis rispetto a quello dei detenuti delle sezioni comuni. Ora, si trattava, diciamo, per il giudice era abbastanza evidente che vi fosse una discriminazione non basata sulla finalità di sicurezza. Quale finalità poteva esservi nella presenza di, ad esempio, di 5 tipi di pasta e invece nell'assenza di questi 5 tipi di pasta in un altro elenco? Una questione dei minimis, si potrebbe dire, certamente è una questione dei minimis, ma che la Corte Costituzionale ci ha come dire, invitato ad essere molto attenti come magistrati di sorveglianza a queste questioni che sembrano da poco, perché ha detto nella vita quotidiana nel carcere ci sono quei residui spazi di libertà che restano alla persona a cui è stata tolta la dose maggiore di libertà, che è appunto evidentemente la libertà personale. E allora questo esercizio paziente di verifica delle singole limitazioni che stanno nel 41 bis è rimasta sui territori ed è quella che ci impegna per cercare di mantenere il regime negli stretti limiti in cui è indispensabile, evitando tutto il resto. Grazie. Grazie per questa descrizione al dottor Gianfilippi, che dopo risentiremo per delle valutazioni. Adesso all'avvocato Zancani chiederei di spiegarci cosa è accaduto a Cospito, perché di questo si sta parlando, quindi ci faccia capire qual è la sua situazione. E poi gli farei fare delle valutazioni sul 41 bis, ma intanto i fatti. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie delle parole che hai speso per me, Presidente. Spero di essere all'altezza della relazione del dottor Gianfilippi. Ci sono dei colleghi, ci sono dei magistrati in aula, cercherò di essere quanto più laico possibile per cercare di rendere comprensibile tutta una serie di tecnicalità che circolano attorno alla esecuzione della pena. Allora, questo Alfredo Cospito è un anarchico insurrezionalista, è appartenente perciò a un tipo di criminalità diverso da quella a cui siamo abituati a pensare quando pensiamo al 41 bis. Noi pensiamo che il 41 bis sia destinato, perché questo è un po' il leitmotiv a cui ci hanno abituati, alle solo figure di vertice delle associazioni criminali, ma in realtà la norma prevede che non siano solo le associazioni criminali di stampo mafioso, ma anche le associazioni terroristiche gli appartenenti a queste associazioni, e in particolare le figure di vertice di queste associazioni, possono essere destinatari di questo regime particolare. Alfredo Cospito è diciamo così, una figura di spicco di quella che viene definita la galassia anarchico-insurrezionalista. Stiamo parlando di un movimento terroristico, diciamo, a bassa letalità,
ma di grande attivismo e di grande proselitismo dal punto di vista della produzione, della attività di pubblicazione anche attraverso i social di tutta una serie di attività antagonistiche nei confronti dello Stato, nei confronti di alcuni appartenenti allo Stato, quindi forze dell'ordine, magistratura, alle figure apicali del mondo dell'economia, ma una criminalità, diciamo, organizzata su base orizzontale, non verticale. Un po' come era lo spontaneismo armato dei NAR, non c'è una struttura verticistica, c'è una struttura di tipo aggregativo orizzontale. E una delle ragioni che rendono il caso Cospito un caso nel quale riaprire il libro del 41 bis è legato proprio a questo tipo di organizzazione, che è una non organizzazione. Si parla di galassia, per intenderci, non di un pianeta. Non c'è un'associazione, o meglio, leggendo le carte del processo, io non l'ho lette, ma leggendo alcune carte degli ultimi provvedimenti emessi sul caso Cospito, c'è un piccolo agglomerato associativo di cui lui fa parte, di cui sicuramente è una figura di spicco, e ci sono tutta una serie di altri agglomerati che vanno sotto questa sigla FAI, che è una sigla aperta, non è una sigla chiusa, rispetto alle quali ci sono tutta una serie di strutturazioni e rapporti che però non sono di carattere strettamente associativo. Cospito ha sempre però rivendicato un ruolo, come dire, di propulsione di questa galassia. Alfredo Cospito è attualmente detenuto in via definitiva al 41 bis per aver attentato alla vita, tirando dei colpi di rivoltella, all'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, vi leggo la rivendicazione che aveva tentato di fare in sede di spontanea dichiarazione del processo. In una splendida mattina di maggio ho agito e in quelle poche ore ho goduto appieno della vita. Per una volta mi sono lasciato alle spalle paura e autogiustificazioni ed ho sfidato l'ignoto. In un'Europa costellata di centrali nucleari, uno dei maggiori responsabili del disastro nucleare che verrà è caduto ai miei piedi. Per questo è stato condannato, per questo attentato, per cui lui è responsabile e che ha rivendicato in questo modo, è stato condannato a 10 anni di carcere. Nel frattempo si è aperto nei suoi confronti, nei confronti di questa galassia, un altro processo per il quale lui è accusato di strage per aver messo degli ordigni esplosivi fuori dalla caserma dei Carabinieri di Fossano, caserma dove io stesso per 3 mesi ho fatto la scuola allievi carabinieri. Attentato che non ha portato a ferimento o all'uccisione di persone, ma che comunque, per come è strutturato il reato di strage nell'ordinamento italiano, costituisce strage consumato, non è un tentativo. La strage, se uno commette degli atti volti a, diciamo così, perdonerete colleghi, a uccidere un numero indeterminato di persone, commette la strage anche se poi alla fine non uccide nessuno, cambia solamente la pena. Se la strage è una strage per motivi privati, tra virgolette, che è quella prevista da un articolo del codice penale, che è l'articolo 422. Se invece la strage ha finalità d'eversione, il titolo di reato è diverso e la pena è una sola, ed è l'ergastolo. Alfredo Cospito è stato condannato in primo e secondo grado dalla Corte d'Assise di Torino e l'Assise d'Appello per il reato di strage semplice. Su ricorso del procuratore generale
il titolo di reato è stato mutato in strage con finalità di eversione, con rinvio alla Corte d'Assise d'Appello di Torino, dove attualmente si trova il procedimento, per la rideterminazione della pena, che secondo quello che prevede il codice dovrebbe essere esclusivamente l'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha proposto una questione di costituzionalità alla norma, chiedendo di poter in questo caso applicare, visto che non ci sono stati morti, il fatto di particolare tenuità, e siccome le norme non lo prevederebbero, si sta attendendo il giudizio su questa cosa. Sarebbe un ergastolo ostativo, che è un altro delle armi dell'arsenale della... Puoi spiegare cos'è l'ergastolo ostativo? Perché anche di questo si parla, ma nessuno chiarisce cos'è. L'ergastolo ostativo è un ergastolo che viene irrogato per particolari titoli di reato, che sono sempre poi gli stessi, per il quale non è prevista alcun beneficio, la possibilità di accedere a alcun beneficio penitenziario, ed in particolare la liberazione condizionale, che è la possibilità per l'ergastolano di uscire dal carcere. Se la pena deve tendere alla rieducazione, l'ergastolo non è compatibile, perché non è pensabile che ci sia una pena che la persona che si è rieducata non possa non superare, giusto proprio per banalizzarlo al massimo. Sull'ergastolo ostativo ci sono state tutta una serie di questioni rimesse alla Corte Costituzionale, è intervenuto un decreto legge, quello dei rave, per modificare leggermente il sistema e rendere possibile per l'ergastolano di uscire dal carcere in una certa condizione. Anticipo poi quello che dirò dopo. Tanto il 41 bis quanto il 4 bis, che è quello dell'ergastolo ostativo, è sempre un articolo dell'ordinamento penitenziario, hanno una via d'uscita, ed è l'unica via d'uscita da quel circuito, che è la collaborazione con la giustizia. E allora si dice, rispetto all'ergastolo ostativo, ma tu che hai fatto... Spesso questa gente al 41 bis, per cui non ha nessun tipo di attività trattamentale, non ha nessun tipo di colloquio, non svolge un'attività volta alla rieducazione, non gli è consentita. Ma tu che non, comunque di tuo, leggendo, sempre che, perché una delle cose del 41 bis è che non si possono leggere i libri che si vogliono, se tu ti sei rieducato, ma non vuoi collaborare con la giustizia, perché non vuoi, puoi stare comunque tutta la vita dentro anche se ti sei rieducato. Sono casi limite per cui si è detto non deve essere il discrimine la collaborazione con la giustizia, che però è un po' il motore di tutte queste misure. Dicevo, cosa succede? Succede che Alfredo Cospito decide di fare uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni in cui viene detenuto. Scade tanto il suo stato di salute, quanto credo di aver compreso anche il 41 bis che gli era stato irrogato. Peraltro la fine pena di Cospito dovrebbe essere 2024 per il titolo in cui attualmente è in carcere, ma avrà probabilmente o l'ergastolo o comunque un titolo altrettanto pesante da scontare. Diciamo che si deve decidere se, a fronte delle condizioni di salute di Alfredo Cospito e soprattutto a fronte della particolare configurazione del mondo anarchico a cui lui apparteneva e del tempo trascorso, anche se il 41 bis dice non importa quanto tempo sia trascorso, diciamo, se sussistano o meno ancora, come diceva il dottor Gianfilippi, i requisiti di collegamento, di potenzialità di collegamento. Tenuto conto di una cosa, che è il detenuto che deve dimostrare di non avere più questi legami. Un detenuto che può corrispondere sotto censura,
che può parlare solo con i propri stretti familiari, non i cugini, gli zii, i propri stretti familiari, che dovrebbe dimostrare, senza avere alcuna possibilità, tranne quella dell'ausilio del proprio difensore, di non avere più i contatti con il mondo criminale. Tenuto conto che il tempo trascorso non è sufficiente, anzi non è sufficiente, non è prova per la cosa. E quindi si riteneva, la difesa di Alfredo Cospito riteneva che, vuoi per il tempo trascorso, vuoi per la particolare struttura del mondo anarchico, non ci fossero più collegamenti tra lui e il mondo anarchico, nonostante questa rivendicazione. Perché, anticipando un pochettino le cose che si sono dette, perché c'era il divieto di avere 6 tipi di pasta? Non perché così si comunicava con l'esterno, perché si aveva un po' più di scatola di carta su cui scrivere un pizzino, ma perché possedere 6 confezioni era un segno di potere criminale all'interno del carcere. Quindi il problema non era tanto la comunicazione, ma il prestigio. E in un'ottica in cui il 41 bis non è solo, lo diremo poi più tardi, uno strumento di mantenimento, di esclusione dei contatti con l'esterno, ma è uno strumento generale di prevenzione dell'attività criminosa della persona, anche quello poteva avere un suo senso. E ce l'ha anche in un altro senso, poi ne parleremo. Fatto sta che comunque con queste rivendicazioni, con il tipo di realtà in cui si è trovato, Cospito, la sua difesa, si auspicava che non gli che per un verso pensassero che fossero delle delle opinioni e di apparire come una persona che ha il 41 bis per le proprie opinioni e per quanto del tutto eversive. Per altro verso si pensava che non essendoci un'organizzazione, quel collegamento con l'organizzazione non fosse cosa. Il ministro, sentito il parere della Procura Generale Antimafia che ha detto si può togliere il 41 bis, e della Procura di Torino, dove pende il procedimento per la strage di Fossano, che invece ha detto manteniamo il 41 bis, ha mantenuto il 41 bis. È stato impugnato il provvedimento, è giunto in Cassazione col parere negativo del procuratore generale, il quale sostanzialmente dice il ragionamento con cui si continua a ritenere sussistente l'organizzazione non è ben spiegato, che è un artifizio retorico con cui si dice probabilmente non c'è, e comunque la Cassazione poi ha confermato il giudizio del ministro e ha confermato che Alfredo Cospito, in stato di malnutrizione e in sciopero della fame, non deve lasciare il 41 bis. Cercherò di non esprimere giudizi. Io appartengo alle Camere Penali, sul 41 bis siamo da sempre impegnati a denunciarne l'eccessività, la grossolanità e il carattere strettamente afflittivo. Io mi sarei atteso, diciamo che non vivo lo sciopero della fame di Alfredo Cospito come una cosa che mi spinga a solidarizzare con lui. Lo sciopero della fame sono abituato a vederlo come uno strumento di protesta non violenta. Questo sciopero della fame mi sembra una forma di lotta antagonistica all'interno del carcere. Bisognava che Alfredo Cospito, se voleva avere, le Camere Penali gli hanno dato la solidarietà, ma una piena solidarietà di tutto il mondo che ruota attorno alla tutela dei diritti dei detenuti, associasse al proprio sciopero della fame un messaggio di sospensione dell'attività da parte di quelli che sono fuori dell'attività di violenza. Avrebbe dovuto
Ecco, io questo lo dico, ma assumendomene personalmente, non come vicepresidente della Camera Penale, la paternità. Io non trovo che uno strumento così importante, così nobile come lo sciopero della fame, debba essere utilizzato come uno strumento di lotta all'interno di una lotta che contempla anche la violenza. Credo che questo mini un pochettino il senso di questa protesta di questa persona, che comunque in questo momento, a meno che non gli facciano un TSO, è effettivamente ad elevatissimo rischio di morte. Voi sapete che in Inghilterra, sotto altra forma, anzi in Irlanda, rischia un fulmine, ci sono stati dei detenuti che per non dover indossare la tuta da detenuto si sono lasciati morire di fame e che hanno portato fino all'estremo la propria lotta. Non era una lotta non violenta quella, così come secondo me non è una lotta non violenta quella di Alfredo Cospito. Questo era per spiegarvi, a parte questo giudizio moraleggiante che mi sono permesso, qual è la vicenda. È interessante la vicenda perché non è un mafioso. E il 41 bis noi l'abbiamo sempre associato solo ai mafiosi, a quella gente a cui bisogna prendere e buttare la chiave, e questa è una persona leggermente diversa, anzi molto diversa, rispetto alla quale però ognuno poi deve farsi le proprie valutazioni, le proprie cose. Certo è che ha avuto il merito di portare alla galla questo dibattito odierno. Voi oggi, se non ci fosse stato Alfredo Cospito, il suo sciopero della fame, la sua particolarità, non sareste qua. E di 41 bis avreste potuto sentir parlare solo andando sul sito di Radio Radicale e ascoltando le centinaia di interventi che sul 41 bis dal 92 Radio Radicale riporta, registra e mette a disposizione di tutti. Grazie, poi torno dopo. Io ringrazio anche l'avvocato Zancani anche per lo sforzo di rendere comprensibile queste questioni, perché è molto facile parlare tra giuristi, molto più difficile parlare a persone che invece giuridicamente non sono attrezzate. Ecco, la domanda che volevo fare sia all'avvocato Zancani sia al dottor Gianfilippi è questa. Una, se esistono, io lo so che esiste, è una domanda retorica la mia, delle forme delle modalità di detenzione, diciamo, che garantiscano quelle ragioni di sicurezza che abbiamo parlato, ma che non siano così pesanti come il 41 bis. Quindi tra la detenzione, tra virgolette, normale e il 41 bis, se c'è anche una via di mezzo. E la domanda, anche un'altra domanda che volevo fare, perché se ne discute molto in questo periodo. Ne ha parlato sia il dottor Gianfilippi che l'avvocato Zancani, cioè il senso del 41 bis è persone condannate o imputate per reati molto gravi e di cui sia accertata ancora la permanenza di collegamento con le associazioni cui erano affiliate. Quindi sostanzialmente è la ratio molto semplice, è tu non puoi comunicare perché altrimenti continui in qualche maniera a partecipare a queste organizzazioni delinquenziali. Allora, tutte le limitazioni che vengono fatte dovrebbero essere funzionali ad interrompere questo collegamento. Ma si discute molto, ce ne sono alcune che non paiono in linea con questo, o comunque che sono irrilevanti rispetto a questo recidere o comunque rendere estremamente difficile il collegamento. Sto pensando ai libri, sto pensando
alle fotografie. Io non so se sia vero o non sia vero, se sia disinformazione quella che si possono tenere in cella solo un certo numero di fotografie di certe dimensioni, eccetera. Ecco, volevo capire se ci siano delle misure che siano non solo eccessive, ma soprattutto ininfluenti rispetto a quella che è il senso di questa modalità di detenzione, che tutti, la Corte Costituzionale, ma credo tutti noi, riteniamo che in certe situazioni sia utile. Se mi rispondete. Comincio io, l'avvocato Zancani, vado io? Prego, consigliere. Va bene. Allora, sì, nel senso, sì a entrambe le tue domande, che in effetti naturalmente sono domande di chi già conosce il campo di cui parliamo, però occorre fare delle precisazioni. Parto dalla fine, dall'ultima. La quotidianità detentiva della persona in 41 bis è una quotidianità deprivata di molto. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che i nostri istituti penitenziari sovraffollati non danno molto a nessuno, quindi purtroppo ci sono gravi carenze che non riguardano soltanto i detenuti in regime differenziato, ma tutte purtroppo le condizioni detentive in cui ci si trova. E esistono delle situazioni di sovraffollamento in cui si è costretti ad essere anche in 6 all'interno di una stanza di dimensioni non superiore ai 20 metri quadrati, in cui quell'isolamento in cui si trova il detenuto in regime differenziato finisce per poter apparire persino una condizione preferibile rispetto ad una veramente situazione di convivenza molto difficile. E questo lo dico perché oggi abbiamo l'occhio puntato sulla situazione del 41 bis, ma io spero che ci sia sempre la possibilità, l'occasione di tenere acceso un faro proprio sull'intero sistema penitenziario e sulle sue criticità, perché spesso tende invece ad essere così nell'oblio in linea generale, al di là del 41 bis. Naturalmente il 41 bis ha molte limitazioni, per esempio non ha quella che spesso è stata riportata in questi giorni collegata ai libri, nel senso che il detenuto in 41 bis può leggere quel che vuole, ha una limitazione sulla quale peraltro io stesso avevo sollevato una questione di costituzionalità che però la Corte in quel caso non ha accolto. La limitazione è che non può ricevere questi libri dai propri familiari, nonostante avremmo potuto fare oggetto di censura questi libri che riceveva, perché si è detto è troppo alto il rischio che nel libro passino dei messaggi che non riusciamo a decodificare. Però se chiede di acquistare un libro lo può fare. Naturalmente un altro paio di maniche è quando pensiamo ai libri per ragioni di studio che sono molto costosi e ci troviamo di fronte a detenuti che non hanno possibilità economiche o grandi possibilità economiche, e una cosa era prendere un libro magari usato all'esterno, una cosa è doversi comprare un libro che costa di per sé, però lì possono aiutare le istituzioni universitarie e quindi si fa un grande lavoro per cercare di sensibilizzarle in modo che almeno questo profilo si possa superare. Però ecco, questo lo dico perché appunto a volte si sono anche attribuite al regime di 41 bis delle cose che in effetti non ci sono. Delle altre sono certamente, può esserci il rischio, lo accennavo prima, che vengano fatte delle limitazioni, vengano imposte delle limitazioni che non sono funzionali. Lo strumento è il reclamo al magistrato di sorveglianza. Naturalmente ci sono dei tempi, naturalmente c'è l'alea di una valutazione discrezionale della sorveglianza, ma orientata all'interno di parametri che sono dati comunque dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e quindi su alcuni macro temi nel corso del tempo si è intervenuti. C'è ancora da fare? Sicuramente c'è ancora da fare, si può limare, esistono all'interno del 41 bis ancora oggi delle limitazioni che potrebbero essere oggetto anche di una revisione, che era stata peraltro proposta in più sedi. Io ho avuto l'onore e la fortuna di partecipare ai lavori della Commissione Giostra di riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso,
che è all'esito di una grande iniziativa culturale che è stata quella degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, a cui anche le Camere Penali hanno dato un grandissimo contributo nel corso degli anni tra il 2016 e il 2018, diciamo così, forse anche prima del 2015, aveva fatto una serie di proposte di micromodifiche in realtà del regime differenziato che potessero venire incontro a queste esigenze, ad esempio allungando il tempo di queste telefonate, allungando il tempo che si può dedicare ad alcune iniziative trattamentali, cioè lavorando su tutti quegli elementi che non mettono a rischio il vero cuore del 41 bis, che è quella esigenza che noi abbiamo ancora, perché io considero il 41 bis uno strumento ancora oggi molto importante di contrasto alla criminalità organizzata, ma nella misura in cui serva a quello scopo per il quale è immaginato, cioè la recisione dei vincoli tra l'interno e l'esterno, e quindi tutto quello che non c'entra dovrebbe essere il più possibile messo da parte. Tu mi chiedevi, ci sono altri regimi diciamo che potrebbero rispondere ad alcune esigenze? Allora la risposta qui è un po' più difficile, ma cerco di essere veloce. Nel nostro sistema esiste, diciamo, in questo momento più o meno ci sono circa 55.000 detenuti nei nostri istituti penitenziari. Da quel che so, poco più di 700 sono i detenuti in regime di 41 bis, un numero obiettivamente considerevole. Ci sono poi circa 45.000 detenuti in sezioni che noi chiamiamo di media sicurezza, sono detenuti per reati comuni, a volte anche molto gravi, parliamo anche di condannati per delitti di omicidio, non parliamo soltanto diciamo di reati di minima importanza, ma che non hanno particolare caratura criminale. Esiste poi un circuito che conta circa 9.000 detenuti, che chiamiamo di alta sicurezza, che ricomprende detenuti che alla luce del loro carisma criminale potrebbero correre il rischio di prevaricare i detenuti comuni, cioè coloro che invece hanno commesso reati rappresentativi di un minor spessore criminale, e a loro volta sono separati, suddivisi a seconda delle tipologie. Nella cosiddetta AS2 sono riuniti i condannati o imputati per reati di terrorismo, eversione o terrorismo anche internazionale. Nella S3 ci sono soprattutto i condannati o gli imputati per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, ad esempio. Nella S1 rientrano coloro al quale sia stato tolto il regime di 41 bis. Questo regime di AS non è un regime paragonabile al 41 bis, perché in realtà le persone che sono lì ristrette dovrebbero avere la stessa quotidianità penitenziaria delle persone detenute in media sicurezza, soltanto separate da queste ultime in modo da evitare il rischio di prevaricarle in qualche modo. Esistono però, e qui posso rispondere invece affermativamente alla tua domanda, degli strumenti con i quali, senza arrivare fino al 41 bis, si può comunque vigilare su alcuni profili di pericolosità delle persone che sono detenute rispetto ai loro contatti con l'esterno. Per esempio, è possibile che il giudice disponga l'ascolto e la registrazione delle telefonate che si svolgono con l'esterno. Per esempio, è possibile che disponga la censura della corrispondenza che la persona ha con l'esterno, e questi sono degli strumenti che possono essere imposti dall'autorità giudiziaria a prescindere dalla sottoposizione al regime di 41 bis, che poi naturalmente ricomprende anche queste misure. Quindi esiste tutta una serie, diciamo, di strumenti intermedi che noi applichiamo normalmente e che servono per regolare delle situazioni un po' diverse. Ho preso molto tempo, quindi mi fermo qui, poi per qualche altra valutazione. Grazie. Prego. Sì, è possibile qualcosa di diverso. Il problema è che non si riesce a parlarne, non perché Zoom faccia le bizze o il cavo non faccia le bizze. I lavori che la Commissione Giostra aveva portato avanti è una grandissima opera di discussione tra operatori, avvocati, magistrati. Io, peraltro, perdonatemi, la magistratura di sorveglianza fa un lavoro straordinario in questo paese. Se ne parla solo quando capita raramente che una persona messo in permesso premio
possa fare un ulteriore reato, gravando queste persone che hanno in 270.000 persone da tutelare, da rieducare, da valutare costantemente nel silenzio e con operosità. Quindi a loro davvero siamo tutti grandi debitori, così come saremmo stati tutti grandi debitori a quella commissione se avesse poi partorito qualcosa di legislativo, cosa che non è successa perché non ce n'erano le condizioni politiche. Il problema è proprio questo. Adesso io cerco di fare un po' un ragionamento che è controintuitivo, nel senso che il 41 bis tendenzialmente, intuitivamente, è una cosa giusta. Tu hai commesso un grave, sei un capo della mafia, è giusto che tu stia fuori da qualunque circuito di comunicazione con la tua associazione. Hai commesso la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, è giusto che tu patisca una pena particolarmente severa. Gratteri parla di pena feroce, con onestà intellettuale. Con onestà intellettuale. Il problema è che, e qui c'è la controintuitività, il nostro ordinamento non prevede la detenzione, la reclusione prime, la reclusione plus. C'è solo una pena e quella pena deve riguardare esclusivamente la libertà personale e non tante altre libertà che il 41 bis tocca. Allora, la esigenza di tagliare il cordone con l'associazione è sacrosanta, lo Stato non ha il diritto, ha il dovere di farlo. Ma l'affettività, il diritto all'affettività, fa parte della libertà personale per forza? O può il detenuto mantenere un diritto all'affettività? Poi, per carità, Francesco Graviano era al 41 bis e sua moglie è rimasta incinta. Per cui questo è il paese, come dire, in cui succedono queste cose qua e tutto finisce purtroppo a ricordare queste vicende. Ma l'Italia è stata condannata allo stesso tempo perché Bernardo Provenzano, il peggiore di tutti, con Totò Riina, l'indifendibile per eccellenza, è stato tenuto al 41 bis nonostante avesse un livello cognitivo che gli impediva di comunicare. E questo perché? Perché il 41 bis non è solo uno strumento di contenimento della capacità criminale dei vertici. Il 41 bis è il carcere duro. Il carcere duro che fa parte di una certa simbologia e di una certa retorica. La retorica dell'antimafia militante, dell'antimafia combattente, ma è una retorica micidiale. Parlando con una collega che si occupa, io non mi occupo di diritto penitenziario e i colleghi, come dire, se ne sono resi conto, probabilmente ve ne siete resi conto anche voi, diceva che ogni volta che parla di 41 bis, quasi come fosse un riflesso pavloviano, gli scappa da dire io non difendo nessuno al 41 bis. Perché siamo talmente travolti dalla retorica per cui se tu dici qualcosa contro il 41 bis, se sei un intellettuale sei un'anima bella, se non lo sei, sei ai limiti del fiancheggiamento della mafia, se sei un avvocato sei un sodale dei mafiosi. E guardate che sul 415 bis la retorica dell'antimafia militante, chiamiamola così, ha macinato la reputazione di due galantuomini come l'ex ministro Conso, una persona mite, che si è limitata ad adempiere a quanto aveva previsto la Corte Costituzionale, lo rammentava prima il consigliere Gianfilippi. E Carlo Renoldi, l'ultimo direttore del DAP, il penultimo, il quale per aver
per aver espresso in passato un parere negativo sul 41 bis, è stato la sua nomina direttore del DAP dalla ministra Cartabia è stata definita l'ultima cambiale della trattativa. E così il ministro Conso è stato parte della trattativa. In questa retorica che è fatta che io comprendo, che è fatta del ministro Martelli, che firma questo che è il primo decreto del 41 bis sul cofano della macchina appena uscito dalla camera ardente o dall'obitorio dove si trovava la salma di Paolo Borsellino, alla calata dei cacciatori dei parade, dei carabinieri sul carcere del Lucciardone la notte per prendere e portarli fuori. C'è tutta una retorica, una storia, una mitologia, una simbologia che ha acquisito una identitarietà così radicata che impedisce di ragionare su queste cose. Impedisce. Ed impedisce anche, di ragionare con onestà intellettuale su quelle che sono le reali finalità, meglio, non le reali, perché è polifunzionale il 41 bis. C'è una finalità dichiarata, almeno per noi. Per chi ha un atteggiamento scettico, io non ho un atteggiamento di contrarietà assoluta. Lo ripeto, credo sia doveroso che lo Stato abbia un trattamento differenziato per il collegamento criminale. Ma non credo che sia giusto che una misura così afflittiva, guardate che se siamo dovuti andare in Corte Costituzionale sul cibo, è perché fino a prima della Corte Costituzionale si riteneva che fosse giusto che non si potesse cucinare il cibo. Vi ho detto probabilmente qual era la ragione, che non nulla che aveva a vedere con la comunicazione esterna. Ce ne sono altre. Il vetro, certo, io ritengo che secondo me un minimo di contatto, il diritto all'affettività, alla sessualità. Dico, ma se la pena è la reclusione, perché io devo sottrarre completamente il diritto all'affettività e alla sessualità, a parte di Francesco Graviano? È vero, ci sono stati dei bambini a cui hanno dato i pizzini. Bobby Sands passava ai parenti le sue lettere dal carcere. Probabilmente è insopprimibile questa cosa. Però non si può negare che in realtà il 41 bis, oltre a questo collegamento, tende ad altre tre funzioni. Una di tipo retributivo. Tu hai fatto un gravissimo atto criminale, patisci più degli altri. E questo, come dire, aiuta, è molto sexy, dal punto di vista del politico. 2, ha una finalità di prevenzione generale. Tu, criminale organizzato, ti vedrai bene dall'essere, come dire, figura di vertice di un'associazione criminale perché rischi di passare quel tipo di pena. 3, che è la principale, è il vantaggio investigativo, perché tu esci dal 41 bis e cominci a collaborare. Il problema è che dal punto di vista giuridico il 41 bis regge per la finalità dichiarata, che è rescindere il collegamento. Dal punto di vista politico regge per le finalità inconfessate, che vi ho detto. Premesso anche qua che i collaboratori di giustizia sono essenziali, che però
la collaborazione con la giustizia non lo dice l'avvocato Zancani o le Camere penali, lo dice la Corte Costituzionale. Scusatemi. La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, perché il meccanismo è questo. Se non collabori, sei refrattario. Sì. Se non collabori con la giustizia, sei refrattario alla riabilitazione di cui la Corte, la Carta Costituzionale, amministrazione della giustizia, mi fa debitore nei tuoi confronti. Io ti devo riabilitare. Ma se tu non sei un collaboratore di giustizia, sei refrattario. Cioè non hai nemmeno il minimo per cominciare la riabilitazione. E quindi 41 bis e 4 bis, e quindi ergastolo ostativo. Io banalizzo, perdonatemi, cerco di banalizzare, ma per rendere chiaro il concetto. La Corte dice, attenzione, che la collaborazione di giustizia può anche avere finalità di tipo individualistico, utilitaristico, per uscire da quel circuito. E quindi non è, come dire, non è il legame, l'identificazione, collaborazione con la giustizia, percorso riabilitativo. È come dire, un legame del tutto, io poi, se mi consenti, concludo velocemente, un legame del tutto fittizio, pericolosissimo. Proprio la strage di Via D'Amelio ha avuto una delle pagine più vergognose della nostra giustizia per un pentito che era completamente privo di credibilità e che è stato creduto. Io, su quello che diceva prima il dottor Gianfilippi, concludo le mie riflessioni. Io, come avvocato, guardo all'individuo detenuto. La mia prospettiva è quella della persona. Ma mi domando, abbiamo delle carceri fatiscenti. Nel novembre del 92 mandarono delle persone al 41 bis al Favignana e protestarono dicendo che gli standard di Favignana erano inferiori a quelli previsti dall'Unione Europea per la suinicoltura, come aria, reazione, luce delle celle. Li avevano proprio messi sotto in gallerie. Dicevo, vi faccio questo esempio, ma dobbiamo davvero pensare che il detenuto debba mangiare il rancio, non debba avere affettività, sessualità? Noi abbiamo, allora, San Vittore è a 200 metri da Sant'Ambrogio, pieno centro di Milano, 200 metri. Regina Coeli è a Trastevere, Santa Maria Maggiore. Cioè abbiamo un patrimonio immobiliare che perché non si ha il coraggio di radere al suolo queste cose, vendere quei terreni che hanno un valore enorme e fare delle carceri coi pannelli fotovoltaici, con l'aria condizionata? Perché il detenuto deve morire di caldo, deve schiattare a Santa Maria Maggiore ad agosto? Fa parte della libertà personale o è un nostro dovere, anche di cittadini, di cives, cercare di pensare che si possa riformare questa giustizia, questa esecuzione penale? Ecco, scusatemi, io concludo con questo. Il 41 bis rientra in tutto questo sistema, in tutta questa cosa. Io ho ormai 50 anni, non lo so se vedrò la riforma del sistema penitenziario che tutti speriamo, tutti, perché da cittadini tutti lo immagino, perché scommettere su un carcere riabilitativo che dia una possibilità significa avere meno criminalità, mentre il carcere così come è oggi è criminogeno. E quindi, ecco, se posso lasciare l'ultimo messaggio è questo. Riflettiamo sempre su questa cosa. Quando passiamo a Santa Maria Maggiore, pensate che dentro là, anche se hanno ucciso, se hanno fatto qualcosa, c'è gente che potrebbe avere un futuro migliore se avesse una struttura migliore dove scontare la pena. Grazie. E lascerei spazio adesso alle domande del pubblico. Abbiamo due persone a cui si può
chiedere due tecnici. Silenzio. Non dovete essere interrogati. Sì, prego. Salve, buon pomeriggio. Io ho una domanda molto semplice, volevo sapere quanti erano i carceri che adottano questo il 41 bis e in che percentuale, o almeno in Italia. Allora io non so se ha sentito, forse la domanda è allora diceva in quanti carceri in Italia ci sono detenuti 41 bis e quale sia la percentuale, mi pare che l'abbia detta prima il dottor Gianfilippi, di detenuti sottoposti al 41 bis rispetto al totale dei detenuti. Sì, diciamo attualmente, io chiedo scusa di aver fatto ripetere, ma naturalmente senza un microfono che rientra nel computer non potevo ascoltare dal pubblico. Dunque, i detenuti in 41 bis attualmente sono intorno ai 750, se non sbaglio è un dato che traggo anche io in realtà dai dati che ci dà, che sono sempre molto preziosi, il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il professor Mauro Palma, che ha questa importantissimo osservatorio nazionale che fornisce moltissimi dati, e chi ha voglia di approfondire su questi temi sul sito del Garante Nazionale trova sicuramente moltissimo materiale. Gli istituti penitenziari non sono molti, perché il 41 bis prevede nella norma, come a volte accade nel nostro sistema, non tutto trova applicazione anche se è scritto, prevedrebbe la collocazione nelle aree insulari delle sezioni di 41 bis. In realtà l'unica regione che ha delle sezioni di 41 bis che sia un'isola è la Sardegna, dove c'è l'istituto in particolare di Sassari, Bancali, che non è l'unico, credo anche a Nuoro ci sono, che è stato pensato, diciamo, per la detenzione al 41 bis, per esempio attraverso dei moduli che non hanno più di 4 stanze, in modo che così quel regime di separazione del quale parlavamo prima possa essere eseguito più semplicemente. Per il resto, in giro per l'Italia ci sono forse altri 7-8 istituti penitenziari in cui sono ristrette queste persone detenute. In un solo istituto, se non sbaglio in Abruzzo, c'è l'unica sezione femminile di 41 bis che è presente nel nostro territorio. Come sapete, le donne sono fortunatamente una assoluta minoranza nel nostro sistema penale, intorno al 5%, e credo che sia rispettata questa proporzione anche rispetto ai detenuti in 41 bis, anzi credo che sia ancora inferiore a quel 5% la percentuale di detenute al 41 bis. Sempre parlando di dati, avrei io una domanda. Prima entrambi avete detto che la misura del 41 bis è una misura imbutiforme, cioè molti entrano e pochi, diciamo, escono. Prima tu parlavi addirittura di gente che ha il 41 bis da 30 anni, insomma dal 92, da quando è stato istituito. Avete fatto una media, cioè qual è la media di tempo, dico, di persone che rimangono al 42 bis? Cioè io immagino che i 30 anni siano un'eccezione. Qual è la media di permanenza, se è stata fatta questa statistica? Allora, se è stata fatta io non la conosco, posso però certamente dirti che a livello esperienziale effettivamente quella descrizione così efficace di andamento imbutiforme è decisamente confermata dall'esperienza, ed è difficile uscire dal 41 bis. Questo dal mio punto di vista, per più di un elemento. Un primo elemento è questo: non c'è scritto da nessuna parte, e quindi quello che non è scritto nel 41 bis deve essere dato alle persone detenute, anche quelle che sono in 41 bis, che la detenzione in quel regime debba precludere il trattamento, nel senso della presenza di operatori
educatori, psicologi, assistenti sociali che lavorino per la rieducazione dei condannati. Noi non dobbiamo rinunciare alla rieducazione dei condannati difficili. È ovvio che come dire, pensare che possa essere rieducato, risocializzato un condannato per gravissimi delitti di mafia è più difficile, è un obiettivo più difficile di quello di un giovane che ha commesso magari dei reati sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, rispetto al quale possiamo ipotizzare una serie di interventi terapeutici. Ma non dobbiamo dimenticare quella finalità rieducativa che hanno le pene anche quando sono dei detenuti in 41 bis. Allora dovremmo garantire questa osservazione qualificata della personalità dei detenuti in 41 bis. Troppo spesso invece in quella restrizione non si fa. E allora come si fa a dimostrare un cambiamento se non si viene osservati sotto questo profilo? Allora questo è un primo elemento che è importante, come dire, stimolare sempre, perché altrimenti si morde la coda questo gatto della pericolosità, in cui non è mai possibile verificare alcun cambiamento, e questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che la norma, così come è impostata, correttamente non guarda al decorso del tempo come ad un elemento di per sé dirimente, nel senso che si dice il passare del tempo non significa che il carisma criminale si perda, si può rimanere con un grandissimo carisma anche dopo 20 anni di reclusione. Pensiamo ad alcuni importanti capi mafia e a come il fatto che trascorre il tempo non di per sé vuol dire che abbiano perso quel carisma criminale che consente loro di continuare a lanciare messaggi. Ma se questo da una parte è vero, è anche vero però che questa situazione va calata nella realtà individuale. Non tutti hanno il ruolo del capomafia, e questo è un lavoro che però deve fare caso per caso il ministro nel momento in cui dispone o proroga o non proroga il regime differenziato, e il Tribunale di sorveglianza di Roma nel momento in cui è chiamato a valutare la legittimità. Dico soltanto che gran parte della dottrina, io modestamente comunque mi inserisco in questo filone, critica quella modifica normativa che ha allontanato dai tribunali di sorveglianza del territorio la valutazione sulla legittimità dei decreti ministeriali, attribuendola tutta al Tribunale di sorveglianza di Roma, perché se da un lato è vero che c'è maggiore omogeneità, è ovvio, se è un solo tribunale a decidere, deciderà certamente in modo più omogeneo. Però questo è un argomento che noi non utilizziamo nella giurisdizione di cognizione, non è che attribuiamo per esempio la giurisdizione su tutti gli omicidi ad un certo solo tribunale, in modo che così tutti gli omicidi siano trattati allo stesso modo. E farlo qui significa non avere lo sguardo che la magistratura di sorveglianza di prossimità ha sulla persona detenuta. Questo riguarda peraltro un bagaglio di conoscenze non necessariamente volto a togliere il 41 bis, ma anche ad avere argomenti più concreti per confermarlo, perché io per esempio come magistrato di sorveglianza sono quello che deve leggere tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza del detenuto, trattenere la corrispondenza pericolosa. Dunque avrei una serie di elementi da poter fornire in sede di valutazione sull'attualità delle ragioni di pericolosità che sottendono il regime differenziato, che trasfondere in carte che poi arrivano a Roma naturalmente fa perdere qualche cosa. Bene, grazie. Ci sono altre domande? Prego. Il microfono, perché sennò non... La domanda è corta. Se ci sono delle modalità... Per la registrazione. Se ci sono possibili delle modalità perché l'opinione pubblica sia messa a conoscenza di queste cose in maniera corretta, perché dalla lettura dei giornali le persone non capiscono. Posso rispondere io, Antonella? Beh, intanto c'è l'incontro all'Ateneo. E quindi... sì. Io le faccio questo esempio. Allora, quanti di voi hanno seguito, facciamo questo piccolo test, quanti di voi hanno seguito il caso Cospite sulla stampa? Tutti. Quanti di voi hanno saputo che Cospite si confrontava con dei pericolosi boss mafiosi durante l'ora d'aria? Tutti.
Quanti di voi hanno tratto un giudizio particolarmente negativo sulla vicenda di Cospito per il fatto che lui si confrontasse con dei pericolosi boss mafiosi? Tutti. Il problema, come diceva il dottor Gianfilippi, è che lui può parlare solo con gente al 41 bis che neppure si sceglie lui. E che cosa volete che parlino 2 al 41 bis di cui uno sta facendo lo sciopero della fame? Allora, è chiaro che se il livello dell'informazione è questo, e poi tutto diventa ideologia, e di fronte a un simbolo così è difficile alzare la voce. Questa è una vicenda che si sperava, proprio perché Cospito, ripeto, non è un indifendibile, non è un rifiuto della società da mettere in una bara di calcestruzzo a stare lì, che anche a monito. Eppure anche qua siamo finiti nella cacciara romana di quelli che io ho saputo è segreto di Stato, eccetera, eccetera. E nella, in questa disinformazia per cui l'uomo viene visto come pericolosissimo perché parla con un boss della mafia, che è l'unica persona con cui può parlare e che è stata scelta dall'amministrazione penitenziaria. Perché succede? Come si può? Ripeto, io ve l'ho detto, Radio Radicale, ci sono tutte le voci. Su Radio Radicale trovate Gratteri, come trovate... Quello è un canale di informazione sul diritto del detenuto. Però non è sexy parlare dei detenuti. Parlare dei diritti di Bernardo Provenzano al 41 bis in stato di totale incapacità di intendere e di volere non piace a nessuno. È più facile dire il capo mafia comanda anche con gli occhi, ma a chi? È molto più semplice, molto più intuitivo. Tutto il ragionamento che cerchiamo di fare, che io ho cercato di fare, è controintuitivo. E la stampa oggi non è, così contenta di perdere tempo in ragionamenti controintuitivi. Però, ecco, io sono contento di aver partecipato a questo incontro, sperando di non aver dato una tesi mia, anche se immagino si sia compresa, ma cercando di dire più o meno come stanno le cose, perché se no, su questi temi qua rimarremo sempre al palo. E tra 30 anni si ricorderà Martelli che firma il decreto, si dirà era una cosa emergenziale e dopo 30 anni siamo ancora con lo stesso codice e via. Sì, devo dire che mi fa molto effetto, io non l'avevo mai visto. Questo proprio è il primo provvedimento che è stato fatto di 41 bis. E reca una data che a me fa i brividi perché è il 20 luglio 1992, cioè esattamente un giorno dopo l'assassinio di Paolo Borsellino e ovviamente 2 mesi dopo quello di Falcone. La signora ha evidenziato un grande problema. Che l'informazione sia stata sempre parziale, un po', insomma, è la storia, ma devo dire che ultimamente è molto difficile, soprattutto ultimamente, trovare delle informazioni corrette. Un tempo c'erano dei giornalisti molto bravi che, come dire, pur prendendo posizione, però avevano una parte informativa importante. Adesso è sempre più difficile trovarlo. Non solo non si trovano le informazioni, ma quelle poche che si trovano vengono poi sempre un po' distorte politicamente per portare acqua, come dire, al proprio mulino politico. Veramente utilizzando forse anche una parola, un verbo benevolo, forse bisognerebbe anche utilizzarne uno più pesante, perché veramente certe questioni, e quella di cui trattiamo oggi ne è una, non dovrebbero essere strumentalizzate politicamente, veramente, perché dietro c'è uno Stato che vuole tutelarsi, c'è la vita delle persone,
ci sono altre persone come magistrati di sorveglianza che se ne occupano, sono vicende delicatissime nei confronti delle quali bisognerebbe avere il massimo rispetto, cosa che invece spesso non si ha. Bene, prego signora. No, signore. Ringrazio l'Ateneo Veneto e i relatori di questa interessante conferenza. Avevo intanto una domanda da fare, se forse mi è sfuggito, ma voi saprete sicuramente meglio di me, se sono uscite le motivazioni della sentenza della Cassazione sul caso Cospito, o comunque se si sa quali possano essere stati i motivi che ne hanno confermato questa pena accessoria. E poi una riflessione che mi è venuta sul fatto che ci siano un numero notevole di persone al 41 bis da tanti anni, e quindi quale può essere il rapporto dopo 40 anni, 30 anni di una persona con l'organizzazione di provenienza? Ma significa anche che lo Stato su queste organizzazioni è stato sconfitto, cioè esistono ancora, perché non esiste soltanto il possibile rapporto di direzione, ma esiste la struttura con le stesse probabilmente organizzazioni, cioè persone che sono all'interno, perché altrimenti non si capisce questa cosa, ed è questo che mi preoccupa. È come se in qualche maniera noi spendessimo tantissime energie nel colpire chi in qualche maniera già non opera più, mentre le organizzazioni da cui questi provengono continuano a vivere e ad essere, e che quindi in qualche maniera questa è la cosa che mi preoccupa molto. Un'altra cosa che mi preoccupa è il fatto che ci possono essere delle norme giuridiche che nel corso del tempo, per interpretazioni giurisprudenziali oppure di altra natura o per la materia, il modo in cui sono nati, possono in qualche maniera colpire qualche cosa diversa da quella per cui sono nati, non solo per cui sono nati, ma per come sono state poste ai cittadini. Grazie. Devo tradurre, hai sentito la domanda? Sì? Sì, benissimo. Chi vuole intervenire? Tu? Penso che possiamo forse intervenire entrambi, nel senso io cerco di essere molto rapido perché non ho elementi, onestamente sulla prima parte della domanda non ho risposte, non credo che sia ancora effettivamente stata pubblicata la motivazione della sentenza della Cassazione, che d'altronde è stata anticipata da una notizia di stampa, ma è davvero di pochissimi giorni fa, quindi su questo bisogna attendere. Rispetto alla domanda invece di più ampio respiro e di più difficile, risposta, quella cioè del leggere una relazione tra la permanenza, del 41 bis o almeno di alcune persone al 41 bis e una lotta alla criminalità organizzata che quindi ancora non è vinta. Io naturalmente non sono un pubblico ministero, non lavoro in un ufficio di procura e non mi sostituirei naturalmente a loro in una valutazione, sempre dall'angolo esperienziale che leggo. Naturalmente leggo un cambiamento nel modo di agire e anche nelle strutture associative che è sicuramente intervenuto nel corso di questi 30 anni. E questo significa delle cose diverse, ma certamente esistono ancora delle realtà criminali molto radicate in alcuni territori soprattutto, ma non necessariamente in quelli a cui tutti noi pensiamo, che non vedono nel passaggio di un lungo tempo una ragione per sfarinarsi. Si modificano nelle forme, magari nelle persone, ma continuano a vedere in alcuni capi che hanno avuto o hanno un particolare risalto, continuano a dar loro un ruolo carismatico che purtroppo anche a distanza di molti anni può continuare a renderli operativi. Naturalmente questo non è sempre, non è in tutti i casi, e in effetti
non tutti i condannati per reati di mafia sono al 41 bis o rimangono al 41 bis, anzi io posso dire di aver conosciuto detenuti che hanno vissuto degli anni al 41 bis e che poi hanno fatto dei percorsi penitenziari di emancipazione dalle organizzazioni criminali e che li hanno condotti poi anche ad uscire, diciamo, da quel contesto, con fatica, con difficoltà, perché non neghiamolo, è molto difficile, se non si è collaboratori di giustizia, uscire dalle maglie della criminalità organizzata, soprattutto se si è avuto un ruolo di prestigio, di un certo prestigio. Questo però non significa che noi non abbiamo fatto nulla. Io credo sia stato fatto molto in realtà per il contrasto alla criminalità organizzata e certamente sono stati ottenuti dei risultati molto importanti. Siamo ancora lontani certamente dall'aver vinto, diciamo, questa realtà criminale, che però, come dicevano appunto Falcone e Borsellino, penso la frase fosse proprio di Falcone, è una realtà umana, la mafia, e un giorno anche questa sarà vinta. Mi permetto un consiglio di lettura, visto che prima si parlava di dove si possono trarre, in questo caso non si traggono da lì dei dati, però se ne può trarre, io ne ho tratto veramente un grande insegnamento da un libro che è stato pubblicato da Sellerio pochissimi anni fa, forse alcuni di voi lo avranno anche potuto già leggere, si intitola Fine pena ora, di un collega poi prestato anche alla politica, Elvio Fassone, una persona straordinaria che in questo bellissimo testo dialoga ed è una storia vera, nel senso che è proprio quello che gli è accaduto, con un condannato alla pena dell'ergastolo, cui lui stesso ha dato, quando egli era ancora molto giovane ed era un killer di mafia, l'ergastolo, e con il quale instaura un rapporto epistolare molto intenso, a dimostrazione che la corrispondenza non necessariamente si utilizza soltanto per fini negativi, ma si può utilizzare anche per una crescita che è, in quel libro si vede, di tutte e due le persone, e che accompagna la crescita di quest'uomo che da killer che era diventa qualche cosa di utile per la società, nonostante il percorso di quella persona che è condannata alla pena dell'ergastolo, per quel che io so, ancora stia proseguendo in un contesto penitenziario, ma una persona cresciuta, cambiata. È la trasposizione letteraria e quindi leggibile da parte di tutti di qualcosa che la Corte Costituzionale negli ultimi anni ci ha detto in una sentenza molto bella, la 149 del 2018, che è, io lo dico peggio di come lo dice la Corte Costituzionale, che qualunque sia il reato che una persona ha commesso, anche il più orribile, la personalità di chi l'ha commessa non resta necessariamente per sempre segnata da quel reato, e la società ha il compito, ha il dovere di riconoscere quando un percorso di cambiamento è stato compiuto, ed ha il dovere a quel punto di ricambiarlo, donando fiducia a chi ha avuto il coraggio di cambiare. Esatto. Faccio un esempio. Al 41 bis mi risulta ci sia Anna Desdemona Lioce, terrorista, brigatista. Sicuramente esiste ancora la struttura, non evidentemente silente. Lei è al 41 bis, Sergio D'Elia è il presidente di Nessuno Tocchi Caino, segretario, è il segretario. Ma diciamo che in un'altra epoca questo germoglio delle persone che avevano fatto dei reati terribili, la peggior strage in Italia, gli autori per la legge italiana, per il popolo italiano, che sono più avanti alla Mambro, sono a piede libero. Hanno fatto anche loro un lungo percorso. Allora, se per loro è stato possibile, com'è possibile, al di là della, ripeto, refrattarietà che qualcuno può avere, l'irriducibilità che qualcuno può avere, può valere per tutti, o quantomeno vale la pena scommetterci. Però ci deve scommettere davvero lo Stato, non può fare, come dire, la puntatina €1 al Superenalotto, deve fare una scommessa vera. E mi piacerebbe che partisse una richiesta al ministro di chiudere Santa Maria Maggiore e di aprire in terraferma un carcere modello, e che questo territorio
abbia qualcosa di particolare. Abbiamo un ministro di questo territorio che lo conosce bene. Che lo conosce bene, che conosce anche questo carcere, è lui. Conosce anche questo carcere. Bene, allora io ringrazio molto i nostri due relatori innanzitutto per la competenza e la passione, e anche voi per l'attenzione, perché siete stati veramente attentissimi nonostante l'argomento fosse un po' ostico. Grazie ancora, buona serata a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata a tutti e a tutti. Grazie Fabio.